Sono le 8 in punto, è martedì 16 dicembre, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E buongiorno da Emanuela Corsi. Cominciamo come sempre con le notizie di cronaca, con gli avvenimenti più recenti. Siamo a Catania con la Guardia di Finanza che ha rinvenuto e sequestrato delle armi, eccole qui, le state vedendo, munizioni ma anche sostanze stupefacenti all'interno di un casolare abbandonato situato in un parco del quartiere Monte Po. Durante il servizio una pattuglia ha notato alcune persone nei pressi dei ruderi del casolare che alla vista poi dei finanzieri si sono allontanate rapidamente lungo il pendio della collina. Insospettiti i finanzieri hanno ispezionato l'area e vedete quello che è stato rinvenuto all'interno di questo casolare. Adesso siamo invece all'inchiesta sulla sanità in Sicilia, spuntano altre intercettazioni sui presunti appalti truccati e compare anche una conversazione dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro. Spunta anche il nome dell'assessore regionale al turismo Elvira Amata, esponente di Fratelli d'Italia, in un supplemento di intercettazioni a casa dell'ex governatore Totò Cuffaro nell'ambito dell'inchiesta su presunti appalti truccati in sanità e non soltanto. L'intercettazione in questione è del gennaio 2024 e gli inquirenti l'hanno inserita nel ricorso al Tribunale di riesame contro la decisione del GIP di cassare uno dei due motivi di arresto per Cuffaro e disporre i domiciliari soltanto per 3 persone, fra cui Cuffaro, sulle 18 per le quali era stata avanzata la richiesta. La Procura ha rinunciato a 2 di quei provvedimenti ma chiede che vengano emessi tutti gli altri 16. La discussione intercettata è fra Cuffaro, l'assessore Amata e il manager dell'ASP di Siracusa Caltagirone, che all'epoca non era stato ancora nominato. Verte proprio sull'inserimento di Caltagirone nella terna dei papabili. Fra le altre intercettazioni poi ci sarebbe la prova, secondo la Procura, di un favore fatto al manager da Cuffaro, che si sarebbe occupato del trasferimento della moglie che non si sentiva più a proprio agio nel proprio posto lavorativo. Uno spostamento fra l'AST, l'azienda siciliana trasporti, e la SAS, la società servizi ausiliari Sicilia guidata da un fedelissimo di Cuffaro. L'interessamento dell'ex governatore, prima nel far nominare Caltagirone ai vertici dell'azienda, poi nell'aiutare la moglie, sarebbe stato per l'accusa finalizzato a potersi poi garantire la fedeltà del manager. In cambio degli aiuti, Caltagirone avrebbe favorito una società sponsorizzata dal suo referente politico, la Dussmann, nell'aggiudicazione di un appalto, sostiene l'accusa, che chiede di tornare a configurare il reato di corruzione per Cuffaro e non in semplice traffico di influenze e di disporre l'arresto anche per Caltagirone. E allora vediamo stamattina i giornali come affrontano e come trattano proprio questa vicenda, questa inchiesta. Sì, vediamo questa notizia sulla Gazzetta del Sud, Angelo, e allora sanità, intercettazione tra Cuffaro e l'assessora Amata, una conversazione che sarebbe avvenuta proprio a casa dell'ex leader della DC e nell'appello contro la decisione del GIP che ha rigettato i domiciliari per Alessandro Caltagirone, manager dell'ASP. Appunto questa conversazione ruota attorno alla nomina di Caltagirone. Allora, leggiamo, l'intercettazione è contenuta appunto in questo appello della Procura di Palermo, ricordiamo, contro la decisione del GIP che ha rigettato la richiesta di domiciliari per il manager e ha riqualificato il traffico di influenze l'originaria accusa di corruzione contestata a Cuffaro, per cui però la misura cautelare è stata disposta. Infilarlo appunto nella terna. Ora Schifani, con cui io parlerò, secondo me intanto, considerato che si parla di terna e di interlocuzione con un rettore, è chiaro che il presidente è quello che ha più peso specifico, diceva Amata a proposito appunto di questo inserimento di Alessandro Caltagirone in questa lista di papabili. Se però l'intervento si deve fare, cioè se pensiamo che Schifani si fa i cavoli suoi e non interloquisce, cioè qualcuno ci deve parlare, cioè io ci parlo, aggiungeva sempre l'assessora discutendo in presenza dello stesso manager a casa di Cuffaro. No, ma secondo me non la devi affidare a Schifani, giocatela tu con Schillaci, il ministro della salute, rispondeva invece Cuffaro. Insomma, queste sarebbero state alcune delle parole estrapolate appunto da questa discussione che è avvenuta a casa dell'ex leader dello Scudo Crociato proprio per spingere questa nomina di Caltagirone. Ieri sera a Catania,
per la chiusura della festa dell'unità. È intervenuta la segretaria nazionale del PD Elly Schlein, che ha in qualche modo sfidato il presidente Schifani, presidente della regione, in considerazione proprio di queste tante inchieste che sono aperte. Schifani vada a casa, ha detto la Schlein. Sentiamola. La nostra attenzione è massima per la situazione politica in Sicilia, perché è chiaro che il presidente della regione Schifani non è in condizioni, non è nelle condizioni politiche di segnare una discontinuità e un cambiamento rispetto al grave sistema di potere che è emerso nelle tante inchieste che purtroppo coinvolgono la regione. È per questo motivo che noi chiediamo a lui di fare un passo indietro e di lasciare respirare quest'isola, che ha bisogno di cambiamento e ha bisogno di poter vedere futuro, restituire speranza soprattutto ai tanti giovani siciliani che stanno emigrando perché non hanno una prospettiva solida. Quelle inchieste fanno emergere un sistema di potere che intacca concorsi, manager della sanità, ma pure la distribuzione delle risorse al terzo settore, che in questa regione in particolare invece avrebbe bisogno di criteri trasparenti per poter stare al fianco di quei siciliani che fanno più fatica, e purtroppo quello che stanno vedendo allontana ancora di più la fiducia dei cittadini nelle istituzioni. Queste le parole di Elly Schlein, segretario nazionale del Partito Democratico. Torniamo allora da Emanuela, e la sfida proprio della Schlein la vedo sul Repubblica. Sì, la sfida di Schlein: Schifani vada a casa, appunto, siamo pronti a vincere. La segretaria nazionale del PD chiude la festa dell'unità a Catania, disgelo tra le due anime del partito con il placet di Bonaccini. La leader sulla questione morale che investe la maggioranza: quello che succede qui riguarda tutto il paese. Così aumenta la sfiducia chiaramente nei confronti della classe politica. E poi l'avviso al governatore: non è in grado di garantire la discontinuità rispetto al sistema di potere descritto dalle inchieste. E infine l'idea di rilanciare la stessa coalizione che ha vinto nelle altre regioni in termini assoluti. Abbiamo preso più voti del centrodestra, quindi insomma ci si proietta anche verso le prossime regionali in Sicilia, dopo alcune regioni d'Italia che appunto sono andate al voto in queste ultime settimane. Dicevamo appunto, gli scandali, le inchieste sono uno dei famosi punti che poi erano alla base della mozione di sfiducia nei confronti di Schifani da parte delle opposizioni, concetto ribadito anche da Elly Schlein. Quello che sta accadendo in Sicilia, la questione morale appunto, dovrebbe spingere il Presidente a fare un passo indietro, in sostanza. Bene, vedremo cosa succederà. Intanto si discute ancora di finanziaria alla Regione. Adesso parliamo delle mazzette per restituire e vestire i morti, un business stato scoperto all'obitorio del Policlinico di Palermo. Sono stati chiesti 15 arresti, chiedevano da 50 a 200 euro per rilasciare le salme. Il rilascio delle salme al Policlinico di Palermo era diventato un business. Lo ha scoperto la procura, coordinata dal procuratore Maurizio De Lucia, che ha chiesto l'arresto di 15 persone accusate a vario titolo di associazione a delinquere, corruzione e concussione. C'erano imprenditori funebri disposti a pagare e operatori dell'obitorio del Policlinico altrettanto disponibili a incassare delle somme, anche soli 100 euro, per sbloccare le pratiche più rapidamente. Tra questi imprenditori anche Francesco Trinca, noto operatore del settore. I dipendenti dell'ospedale, in cambio di denaro, acceleravano e oliavano le pratiche per la definizione del rilascio delle salme o delle vestizioni affidata dai familiari alle imprese funebri e la cura degli aspetti burocratici. L'inchiesta nasce a Milano, dove gli investigatori hanno intercettato uno dei titolari di pompe funebri di Palermo, incaricato da un collega milanese di occuparsi delle pratiche per il trasferimento nel capoluogo lombardo del cadavere di un uomo morto in Sicilia. Non sapendo di essere ascoltato dagli inquirenti, il palermitano ammetteva candidamente al telefono di avere dato 100 euro a un operatore della camera mortuaria, aggiungendo: perché qui funziona così. A Palermo morire era complicato, essere seppelliti ancora peggio, non c'era bisogno dell'inchiesta di oggi. I cimiteri di Palermo per anni sono stati la vergogna dell'intera nazione, quindi tutto quello che gira intorno a questo mondo, diciamo,
ha prodotto effetti devastanti. Noi abbiamo informatizzato le procedure, seppelliamo in giornata. Tra gli episodi finiti nell'inchiesta anche la pratica relativa alla salma di Francesco Bacchi, il giovane ucciso fuori da una discoteca di Balestrate a gennaio del 2024. Il marito di una donna deceduta invece avrebbe pagato 50 euro per vedere la salma della moglie mentre si trovava ancora nei sotterranei, prima che venisse portata in obitorio al Policlinico. Torno da te, Emanuela, perché ormai non c'è più alcun limite. Io credo che non ci sia una vergogna peggiore di speculare sulla disperazione della gente, sul dolore delle persone, eppure capita e lo vediamo sui giornali, appunto questo scandalo. Mazzette al Policlinico, siamo su Repubblica, per restituire le salme bisognava pagare. La procura chiede l'arresto di 4 dipendenti della camera mortuaria e di 11 addetti delle pompe funebri. A Palermo la mazzetta si paga pure sui morti, da 50 a 100 euro, questo era il tariffario. È una storia davvero amara, quella scoperta dai poliziotti della squadra mobile diretta da Antonio Sfameni. I 4 impiegati del Policlinico in servizio alla camera mortuaria chiedevano soldi per accelerare le pratiche di rilascio delle salme o anche solo per vestire i defunti. Così adesso la procura, diretta da Maurizio De Lucia, sollecita l'arresto di Salvatore Lobianco, Marcello Gargano, Antonio Di Donna e Giuseppe Anselmo, appunto i 4 dipendenti della camera mortuaria che chiedevano questo pizzo alla gente per poter riavere il corpo appunto del proprio caro estinto. Fatemi vedere mia moglie, ecco, per esempio c'è una testimonianza, almeno per 5 minuti, e pagò la gang dell'obitorio. Sempre 100 euro gli si dà se si vuole fare, spiegava un impresario di pompe funebri a questo cliente, come se fosse una regola non scritta da sempre. Un impiegato invece confessava e sospettava di essere intercettato dalla polizia. Noi siamo abituati che tutti quelli delle ditte lasciano dei soldi e li dobbiamo dividere. Tangenti da 50 a 100 euro, appunto. Qui un mare di piccioli, dicevano gli impiegati. Trovato un libro, Mastro, le ditte ci pagano. Quindi insomma è stato veramente scoperchiato il vaso di Pandora. Andiamo a vedere anche sulla Gazzetta del Sud, pizzo da 100 euro a Salma, la morte diventa un business. I 15 arresti chiesti dalla Procura di Palermo, impiegati della camera mortuaria del Policlinico avrebbero intascato mazzette dagli impresari funebri per favorire l'uscita dei cadaveri prima delle 24 ore di legge. Accuse di associazione a delinquere, corruzione e concussione. Tutto nasce dalla denuncia di un titolare di un'agenzia milanese. E ancora vediamo, il Giornale di Sicilia apre con questa notizia: la squallida speculazione sui morti. Al Policlinico di Palermo, mazzette per restituire i defunti ai parenti, la complicità di impresari funebri. E come sentivamo nel servizio è stato citato anche Francesco Bacchi, il giovane che venne ucciso dopo una lite in discoteca a Balestrate nel 2024. Anche in questo caso è stato chiesto il pizzo ai genitori per restituire la salma. Tra le salme appunto nel giro quella di Bacchi, che è appunto il ragazzo che era stato ucciso. La madre: sono indignata. Vediamo l'ultima pagina, siamo all'interno della Sicilia, nelle pagine di Palermo. Qui funziona così: il pizzo sul caro estinto, chiesti 15 arresti, un sistema noto da anni, ora portato alla luce, almeno 49 i casi documentati, ci sono un mare di piccioli. Ecco, questa è la frase che appunto è stata ripresa oggi dai quotidiani, proprio per fare capire quanto fossero contenti di questo business che avevano per le mani. E a proposito di business illeciti, è stata sgominata dalla polizia a Catania una piazza di spaccio nel quartiere San Berillo Vecchio. Sono 38 indagati, 36 sono finiti in carcere. I pusher erano tutti africani e la droga era nascosta anche nei bidoni dei rifiuti.
Catania, quartiere San Berillo Vecchio, scenario di una piazza di spaccio consolidata da anni nel cuore della città, concessioni di droga per 24 ore al giorno. Gli acquirenti venivano accompagnati in punti ben precisi del quartiere per la contrattazione e poi la definitiva cessione dello stupefacente, cocaina, crack, marijuana e hashish, in dosi accuratamente celate in vari luoghi, fessure dei muri, bidoni dei rifiuti, tombini. Migliaia di episodi documentati dagli investigatori grazie alle immagini delle telecamere sul territorio hanno portato a un'operazione della polizia che ha arrestato 36 persone, tutte di origine africana. Altri 2 indagati sono stati sottoposti a divieto di dimora e obbligo di permanenza notturna. Le indagini coordinate dalla procura e condotte dalla squadra mobile di Catania hanno documentato la struttura dell'attività criminale, scoprendo anche dei fornitori catanesi che garantivano rifornimenti rapidi per non interrompere l'attività. Tra i reati contestati, oltre alla droga, anche rapine ed estorsioni ai danni di assuntori e l'utilizzo di motoveicoli rubati con accusa di ricettazione. In un caso documentato, la vittima di una rapina è stata ridotta in stato di incapacità dopo aver assunto droga e costretta a pagare 320 euro per riavere il proprio cellulare. Sequestrati chilogrammi di stupefacente e recuperate centinaia di dosi. Ulteriori 16 persone sono state poi arrestate e 12 denunciate per detenzione ai fini di spaccio. E torniamo da Emanuela per questa notizia, ma anche per chiudere, diciamo, la pagina regionale della rassegna stampa. Sì, intanto partiamo da questa, all'interno della Sicilia, spaccio, estorsioni e rapine nel rione San Berillo Vecchio, emesse 38 misure cautelari. Safe Zone è il nome dell'operazione, della massiccia operazione antidroga della squadra mobile, dosi nascoste in muri e bidoni. Trantino, restituita dignità al quartiere. A un cliente rubati portafogli e cellulare, dammi 320 euro e avrai il telefonino. E qui vediamo appunto un frame di questo video che è stato diffuso dalla polizia, la cessione di droga documentata appunto da queste immagini, le dosi nascoste nel cassonetto. Andiamo a vedere le altre tutte le altre notizie. Angelo, allora restiamo sulla Sicilia, vediamo la prima pagina, però ponte riprogrammati, 3,5 miliardi copriranno i buchi degli incentivi. Questo per quanto riguarda la manovra finanziaria, boom di istanze per transizione ZES, dal governo un nuovo pacchetto di modifiche. Vediamo anche questa notizia, depuratore IES, il riesame dà ragione al governo, l'impianto IAS può ripartire a Siracusa. Andiamo a vedere all'interno della Sicilia intanto questa notizia sul ponte, i soldi del ponte per coprire il buco degli incentivi. Dal governo la riprogrammazione di 3,5 miliardi per il ritardo dei cantieri dopo l'alt della Corte dei Conti. Servono in emergenza a finanziare il boom di istanze delle imprese per la transizione 4.0 e 5.0 e per il credito d'imposta ZES. E poi invece sempre sulla Sicilia vediamo un'altra notizia. Ieri Grasso, teste a Caltanissetta per il processo sul depistaggio, Grasso sul pentito della pista nera, inattendibile, nessuna novità. L'ex magistrato ieri teste a Caltanissetta, appunto depistaggi sulle stragi, nessun atto di impulso della DNA dopo che era stato sentito Lo Cicero. E poi processo Idra a Milano, le rivelazioni del nuovo pentito, i soldi della supercupola anche a Messina Denaro. Questo per quanto riguarda appunto la mafia. Vediamo la prima pagina di Catania, appunto a San Berillo lo spaccio era cosa loro, l'articolo che abbiamo visto prima, ma anche questa notizia di cronaca che arriva dal capoluogo etneo. Ieri mattina un assalto armato ma poi fallito all'Eurospin di via Sabato Martelli Castaldi. La cassaforte non si apre e i 4 rapinatori si accontentano di 2 portafogli. Momenti di paura e di panico soprattutto per alcuni dipendenti che hanno aperto il supermercato, che sono stati sequestrati e legati. Andiamo a vedere
anche la prima pagina di Repubblica Palermo, che apre invece con la politica. Schlein ricompatta il PD siciliano, ora siamo pronti a vincere, la segretaria chiude la festa regionale dell'unità a Catania, disgelo tra le due anime Dem, Schifani vada a casa, non è in grado di fermare il sistema di potere descritto dalle inchieste. Vediamo anche la notizia relativa all'indagine sulla corruzione in sanità, l'assessora Amata ricevuta da Cuffaro per le nomine appunto dei manager. L'isola del salario povero, 15.000 euro all'anno per un lavoratore su due. Questa è la fotografia che oggi viene pubblicata in prima pagina su Repubblica Palermo. Ma vediamo anche questa notizia, perché ieri la Fiamma Olimpica è sbarcata in Sicilia, prima tappa a Trapani, seconda a Palermo nel tardo pomeriggio, quindi la Fiamma Olimpica a Palermo, la staffetta da Inzaghi a Berradi. All'interno vediamo intanto questa fotografia della CGIL, la Sicilia del salario povero, meno di 15.000 euro l'anno per la metà dei lavoratori. I dati della CGIL fotografano stipendi medi più bassi d'Italia nel privato, solo il 13,3% sopra la soglia dei 30.000 euro. Vediamo anche la prima pagina della Gazzetta del Sud. Palermo, chiedevano il pizzo anche sui morti, ma vediamo anche le due fotonotizie. Intanto ripristinate le corse tra Messina e Villa San Giovanni. Il gruppo FS che gestisce il collegamento torna fruibile l'attracco sulla sponda villese dopo i lavori di ristrutturazione. Poi depuratore di Tono ha giudicato l'appalto, qui si vede l'area appunto dove sorgerà l'impianto. Andiamo a vedere all'interno della Gazzetta del Sud altre notizie. Confcommercio e addio pizzo, esprimono piena solidarietà a Vecchio, vittima di una tentata estorsione avvenuta qualche giorno fa. Il presidente Blandina, la risposta dell'imprenditore immediata e netta, così come efficace l'azione dei carabinieri e la conferma che chi denuncia e rifiuta logiche mafiose trova tutela concreta da parte dello Stato. Stiamo parlando del presidente appunto di Confcommercio, che ha subito denunciato prontamente questa tentata estorsione. Ancora un'ultima prima pagina, il giornale di Sicilia, abbiamo visto appunto questa inchiesta al Policlinico di Palermo su questa speculazione che avveniva sui morti, ma vediamo anche la manovra regionale. Sulla manovra l'ombra della vertenza dei PIP, le risorse non aumentano, l'ira dei sindacati, si temono adesso imboscate all'ARS. E vedremo gli sviluppi allora del percorso dell'iter della finanziaria regionale. Adesso invece andiamo a vedere la situazione viabilità, il traffico. Cominciamo dal Tondo Gioieni, eccola qui l'immagine, qualche difficoltà forse, però c'è molto traffico, comunque possiamo sicuramente testimoniare. Il problema evidentemente è con l'ora di punta. Qui siamo in via Vincenzo Giuffrida, la situazione è sicuramente più scorrevole in uscita dalla città, mentre invece in ingresso sono parecchie le auto che arrivano da Viale Mediterraneo e anche da parte della circonvallazione. Possiamo vedere forse anche un altro tratto della circonvallazione, lo vedete, eccola qui, la situazione invece è più complicata, auto davvero in fila, c'è qualche difficoltà dunque per gli automobilisti questa mattina. Non si vede l'Etna, dalle immagini possiamo vedere che oggi il cielo ci offre praticamente solo tante nuvole, il cielo è nuvolosissimo e quindi non possiamo mostrarvi l'Etna, e neanche da Taormina, neanche da questo punto di vista l'Etna è visibile, è coperto oggi un po' su tutta la Sicilia il cielo, e sono in arrivo anche delle piogge secondo gli esperti, secondo i meteorologi. Allora adesso noi ci fermiamo, facciamo una breve sosta e poi riprenderemo
la lettura dei quotidiani, stavolta quelli nazionali, con i fatti non solo italiani ma anche quelli che arrivano dal resto del mondo. In primo piano c'è ancora l'Ucraina, le trattative per trovare un accordo per il cessate fuoco, per la pace. Ce ne parlerà Emanuela Corsi a fra pochissimo. Allora, torniamo di nuovo insieme, adesso la lettura dei quotidiani prosegue con quelli nazionali e internazionali, no, quelli nazionali con le notizie dall'Italia e dall'estero. Sentiamo Emanuela. Sì, Angelo, come dicevi tu, c'è l'Ucraina sicuramente tra i temi di oggi sulle prime pagine dei quotidiani. La guerra in Ucraina, ieri vertice a Berlino tra Stati Uniti, Unione Europea e Russia, e allora andiamo a vedere appunto cosa è successo. Spiragli per la pace, così scrive oggi il Corriere della Sera. Gli Stati Uniti offrono solide garanzie di sicurezza, Meloni incassa la frenata sugli asset, ipotesi di una forza multinazionale a guida europea. Mattarella, non si ridisegnano i confini con la forza, un chiaro attacco naturalmente a Putin. E poi andiamo a vedere le altre notizie. Intanto si torna a parlare della strage di Bondi Beach a Sydney, viaggi e bandiere ISIS, la famiglia dei terroristi nella strage appunto avvenuta domenica in Australia in occasione della festa ebraica dell'Hanukkah. Poi vediamo ancora il caso italiano dell'imam di Torino che dopo le frasi pro Hamas era stato fermato, tra l'altro con decreto di espulsione, rimesso in libertà. L'ira del centrodestra, il Viminale aveva detto appunto sì all'espulsione. E ancora il GIP sull'eredità degli Agnelli, imputazione coatta per John Elkann, slitta la messa in prova. Vediamo la fotonotizia di oggi che troviamo su quasi tutti i quotidiani, la scomparsa di questo regista assieme alla moglie, il regista Rob Reiner e la moglie Michelle, trovati uccisi. Ieri in serata c'è stata una svolta perché è stato fermato il figlio. Lui diresse tra i tanti film Harry, ti presento Sally. Trump ha commentato: morto perché ossessionato da me. Insomma, questo è stato un po' il commento del Presidente degli Stati Uniti, anche perché proprio Rob Reiner si è sempre professato contro le politiche trumpiane. Vediamo la Repubblica di oggi. Trump, a proposito di Trump, mai così vicini alla pace. Stiamo parlando del vertice di Berlino tra leader europei, Zelensky e inviati statunitensi, poi la telefonata con il presidente americano. L'Unione Europea apre a esercito multinazionale, resta il nodo territori. Mattarella, inaccettabile ridefinire i confini con la forza. E poi anche qui la fotonotizia di Rob Reiner, ucciso assieme alla moglie, fermato il figlio del regista cult. Qui vediamo appunto un'immagine, la famosa immagine di Harry, ti presento Sally, diretto proprio da Reiner, ma ce ne sono tantissimi altri, per esempio Codice d'onore con Tom Cruise e Jack Nicholson, poi ancora Misery non deve morire, insomma un regista che ha firmato tanti successi cinematografici. Vediamo la Stampa, l'allarme di Mattarella, l'Europa è sotto attacco, il presidente disinformazione e intelligenza artificiale minaccia per la democrazia. Gli Stati Uniti, Ucraina, risolto il 90% delle questioni che quindi potrebbero portare ad una tregua, ad una pace. Zelensky, non i territori. Resta ancora irrisolto questo nodo della cessione dei territori. E poi vediamo anche qui l'imam di Torino, ira di Meloni, dura reazione della Premier alla liberazione, difficile garantire la sicurezza con questi giudici. Queste sono state le parole appunto della Premier. Andiamo a vedere l'Osservatore Romano, in primo piano c'è questa strage in Australia, strage alla festa ebraica dell'Hanukkah, 16 morti, tra i quali uno dei due attentatori, ricordiamo, erano padre e figlio che sarebbero stati vicini all'ISIS. Il tragico bilancio dell'attacco terroristico avvenuto a Sydney, appunto a Bondi Beach, la vicinanza spirituale di Leone XIV alle vittime. Avvenire invece scrive: no
a ogni antisemitismo. L'Australia scuote il mondo, lutto e allarmi dopo i morti appunto a Sydney, la CEI per il dialogo ebraico cristiano. Ma vediamo anche la manovra da Giorgetti, arrivano 3,5 miliardi extra, i famosi soldi del ponte sullo stretto. Notizia che troviamo anche sul Sole 24 Ore, per le imprese 3,5 miliardi nel 2026, fondi che verranno utilizzati per ZES, Transizione 5.0 ed edilizia. Oggi l'emendamento del governo alla manovra per le risorse per le aziende, poi assicurazioni a conto dell'85% sul contributo al servizio sanitario, coperture anche da regioni e rimodulazione dei fondi per appunto il ponte. Un'altra notizia riguarda invece l'Europa e le case, piano dell'Unione Europea, 650.000 case all'anno, arriva la stretta sugli affitti brevi. L'obiettivo è mobilitare 153 miliardi ogni anno e poi le regole per le locazioni turistiche. Andiamo a vedere il manifesto, il tetto che scotta, scrive: sicurezza, c'è la casa in cima alle preoccupazioni degli europei. Lisbona, Barcellona, Madrid, Milano e Roma sono il vertice di una crisi abitativa sulla quale le destre speculano elettoralmente. Oggi la Commissione UE vara appunto questo piano per le case, senza fondi come quello italiano. Il Messaggero, vediamo, anche qui manovra altri 3,5 miliardi per le imprese, poi Ucraina, la pace più vicina e poi Rob Reiner ucciso con la moglie, arrestato il figlio, il regista di Harry, ti presento Sally, massacrato in casa, l'orrore e il cordoglio di Hollywood. Il Giornale invece parlano appunto di questo caso dell'imam di Torino che è stato fermato dopo le sue parole appunto pro Hamas, riferendosi al famoso attentato del 7 ottobre. Parole giudicate pericolose e quindi pericoloso anche il soggetto che le ha appunto pronunciate. Doveva essere espulso, ma i giudici bloccano questo decreto di espulsione. I giudici di Allah, scrive appunto il Giornale, le toghe liberano l'imam Shaheen che giustifica il 7 ottobre e la sinistra esulta. Meloni così, sicurezza impossibile. Vediamo subito sotto: grillini contro la cronaca nera, la RAI è ormai Tele-Garlasco. Regia per orientare il referendum. In RAI c'è troppa cronaca nera. Barbara Floridia, presidente grillina della vigilanza RAI, si lamenta che questa sia una strategia referendaria, scrive oggi il Giornale. Anche Libero mette in primo piano il caso di questo imam, l'imam che fomentava gli islamici, il governo arresta, il giudice libera. Incredibile a Torino, l'estremista che lodava gli autori della strage del 7 ottobre, scarcerato. Pericoloso, non c'è prova. PD e 5 Stelle in festa, Meloni, come garantiamo sicurezza ora? E anche La Verità, i giudici liberano l'imam che tifa stragi. Vediamo il resto del Carlino, vediamo nel taglio basso c'è una notizia di cronaca. Il 16enne Fallu ammazzato in una rissa perché è intervenuto per difendere un amico. Ieri la condanna a 11 anni e 6 mesi per il coetaneo che lo ha ucciso. Il papà parla di vergogna, 11 anni sono troppo pochi, dice il padre di questo ragazzino appunto morto per un omicidio. Vediamo il Fatto Quotidiano, anche qui si parla del vertice di ieri a Berlino tra Unione Europea, Stati Uniti e Ucraina, accordo sul 90% ma non sui territori. Zelensky cede a Witkoff anche sulla NATO, gli Stati Uniti sono ottimisti. La Nazione di oggi, un caso di cronaca, lo vediamo in alto, un giallo perché
morto nel baule da anni. La procura indaga la mamma e i fratelli. Oggi l'autopsia, si attendono risposte. È stato trovato il cadavere di questo uomo che praticamente era nascosto da 2 anni in un baule dentro casa, e adesso naturalmente si cerca, soprattutto tra le mura domestiche, il responsabile. Vediamo ancora il Mattino di oggi. In alto Geolier che esce con un nuovo album, e all'interno del quale c'è anche un duetto virtuale con Pino Daniele, lo scomparso Pino Daniele. E poi vediamo anche qui la cronaca nel taglio basso, un altro ragazzino che perde la vita, la tragedia di Vincenzo, 16 anni, morto mentre andava a scuola, si trovava a bordo di uno scooter. Doveva essere una giornata diversa, fatta di attese, risate e zaini pronti per una gita scolastica, ma invece è stata l'ennesima tragedia della strada, un incidente nel quale appunto è morto questo ragazzino. Finiamo qui, grazie. Allora Emanuela, prima di fermarci vi do un aggiornamento dalle agenzie, perché a Catania all'alba di oggi c'è stata una rapina in una stazione di carburanti sull'asse di servizio in direzione della città. Un uomo che indossava un casco si è avvicinato all'addetto che stava prelevando il denaro dalla colonnina self-service e dopo averlo spinto per terra gli ha sottratto l'incasso ed è fuggito a bordo di uno scooter con cui era arrivato sul posto. Sta indagando la polizia, i particolari chiaramente nelle prossime edizioni anche dei nostri telegiornali. Adesso ci fermiamo, c'è una sosta e poi il primo degli ospiti della mattinata. Buongiorno Sicilia. Bentornati e bentrovati a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto alla dottoressa Daniela Laporta, buongiorno. Buongiorno. Presidente della sezione consulenza di Confindustria Catania, buongiorno anche ad Amarildo Arzuffi che è direttore dell'area formazione fondi impresa. Allora, cominciamo subito con una domanda. La domanda è: fondi impresa cos'è? Vado ovviamente dal Fondi direttore. Impresa è uno dei 19 fondi interprofessionali costituiti oramai da 20 anni in questo Paese col compito di aiutare a finanziare la formazione in azienda. Fondo Impresa è il fondo di CGIL, Cisle Uil e Confindustria e quindi ha avuto una crescita molto impetuosa. Al punto tale che oggi noi abbiamo circa 5 milioni di lavoratori iscritti, 5 milioni e 100, e la nostra raccolta supera i 500 milioni di euro. Quindi siamo da soli la metà, oltre la metà del fatturato del sistema dei fondi interprofessionali. Io le chiedo, ma le finalità di Fondi Impresa? La nostra finalità è aiutare le imprese, in particolare le piccole e medie, a fare formazione continua, perché sempre di più l'economia cambia, cambiano le tecniche produttive e mentre una volta ci si poteva accontentare di avere un bravo apprendista e poi tutta la vita compiva gli stessi atti, oggi è necessario periodicamente aggiornare le competenze in azienda. Ecco, noi aiutiamo finanziariamente le aziende nostre iscritte a fare questa attività. Per la dottoressa Laporta, il ruolo a questo punto di questi fondi interprofessionali nel sostenere lo sviluppo e anche la competitività comunque del tessuto produttivo, diciamo anche locale. Allora, i fondi interprofessionali sono fondamentali in un tessuto come quello nostro che è caratterizzato da piccole e medie imprese. Infatti consideriamo che la formazione, se non fosse finanziata, dovrebbe gravare sul bilancio delle aziende e non tutte quante le aziende hanno la possibilità di fare degli investimenti così importanti. Inoltre Fondi Impresa permette di trasformare il contributo obbligatorio, che è lo 0,30% dei contributi INPS, in un valore aggiunto per le aziende, che riescono così ad attingere a dei finanziamenti con Fondi Impresa e attuare una formazione non solo programmata ma soprattutto continua e strutturata. Adesso torno di nuovo dal dottore Arzuffi.
Ma in maniera concreta possiamo spiegare a chi ci sta seguendo da casa come funziona il sistema fondi impresa? Sì. Innanzitutto occorre iscriversi a fondo impresa o a un fondo interprofessionale, se no lo 0,30% sulle attribuzioni, diceva la Laporta, va perso, va allo Stato e va a finanziare altre cose. E quindi è necessario compilare sull'F24 che le aziende compilano per pagare i contributi INPS, indicare la scelta di un fondo interprofessionale, consiglierei fondo impresa. Fatto questo, noi trasmettiamo ai nostri iscritti, dopo che l'INPS ci ha segnalato questa adesione, dei codici che permettono di attivare la propria posizione personale. Noi abbiamo due strumenti, una cosa si chiama conto di sistema e una cosa conto formazione. Il conto formazione è un accantonamento dell'80% del versato che le imprese, dopo previo accordo sindacale, possono utilizzare a propria volontà nel momento che decidono, con procedure semplicissime, per finanziare la formazione interna. Con i restanti soldi noi finanziamo delle attività che chiamiamo di conto di sistema, con dei bandi, delle gare, che invece si rivolgono alla generalità di imprese, gestite soprattutto attraverso enti di formazione, e fanno politiche specifiche. Ad esempio in questo momento ci stiamo occupando molto di digital transformation e anche fondamentalmente di tutto quanto riguarda la trasformazione energetica e ambientale. Sono dei temi di grande attualità. Per la dottoressa Laporta, allora, la formazione finanziaria, queste risorse che si hanno anche a disposizione, i fondi interprofessionali, consentono alle imprese di poter in qualche modo affrontare delle sfide. Ne faceva prima riferimento proprio il dottore Arzuffi. È un fattore importante per non stare indietro rispetto a quello che sono i tempi. È un fattore fondamentale, consideriamo che stiamo attraversando veramente un cambiamento epocale e in questo momento parliamo di sfide quali intelligenza artificiale, innovazione, digitalizzazione, sostenibilità, trasformazione di alcune aziende, no? Pensiamo al settore petrolchimico che si sta totalmente trasformando. Tutte queste trasformazioni rischiano di rimanere sulla carta perché noi abbiamo tantissimi contributi che stiamo utilizzando per la parte hardware, ma non ci rendiamo conto di tutto quello che è il gap che si è formato di competenze. Se non andiamo a colmare questo gap, le aziende non saranno in grado di raggiungere gli obiettivi che si sono fissate. Quindi fondamentale lavorare sulle risorse umane all'interno dell'azienda, sul capitale umano, che poi è l'unica reale risorsa continua delle aziende che permette di avere un cambiamento strutturale, quindi una formazione che non deve essere una formazione una tantum, ma una formazione costante e continua e soprattutto personalizzata, perché come diceva il dottor Arzuffi noi abbiamo la possibilità di partecipare a più bandi sul conto formazione e sul conto sistema, ma ogni bando di questo ci permette una fase iniziale di analisi e consulenza che poi ci consente di fare un progetto cucito sulle reali esigenze delle singole aziende e questo è un percorso importantissimo. Allora diciamo che i progetti formativi che si possono finanziare sono quasi tutti? Ci sono dei limiti? Ci sono dei limiti, ad esempio noi non finanziamo sul conto di sistema la formazione per la salute e sicurezza, mentre la finanziamo sul conto di formazione. Però le formazioni sono davvero le più svariate e sono, come diceva la dottoressa, tailor-made, studiate appositamente sulle imprese. È importante su questo che le imprese si rivolgano a soggetti sul territorio che siano in grado di aiutarle ad utilizzare meglio queste risorse e a fare un disegno di apprendimento utile e verificabile. Allora diciamo che strategicamente da questo punto di vista integrare la formazione all'interno di questi percorsi è fondamentale, è importante perché si acquisiscono certamente delle conoscenze che sono fondamentali, importantissime, ma soprattutto si rende competitiva l'azienda attraverso la formazione del personale. L'azienda si rende competitiva e resiliente, cioè questa parola che ormai tanto utilizziamo ma che è vero.
Il mercato è sempre più difficile, è sempre più competitivo e le aziende che riescono a rimanere all'interno del settore, del territorio, sono le aziende resilienti che fanno degli investimenti a monte, che fanno parte di una visione integrata e che integri vari aspetti non solo dell'azienda ma anche del territorio. Il fare rete, il lavorare insieme, l'avere percorsi che in un modo o in un altro permettono a tutto il tessuto territoriale, tutto il tessuto imprenditoriale, a tutto il territorio di crescere in maniera costante e continua. In questo noi ringraziamo veramente fondi come Fondi Impresa perché permettono di fare anche una programmazione. Vi sono avvisi di conto di sistema che sono abbastanza costanti da 10 anni e che si sono adattati in base a quelle che sono le esigenze non solo delle aziende ma di tutte quelle che sono le nuove esigenze mondiali. Quindi è uno strumento rapido, veloce. Gli enti di consulenza e di formazione presenti all'interno della mia sezione devo dire che lavorano tantissimo in tal senso e quindi speriamo di continuare a rimanere sempre a servizio delle aziende e del territorio. Abbiamo poco più di un minuto e allora diciamo che guardando alla realtà siciliana, Fondi Imprese che cosa può dare, quali sono gli ambiti, qui in qualche modo ci ha accennato prima qualcosa lei, però indubbiamente ci sono delle opportunità da cogliere. Assolutamente sì. Prossimamente usciremo con un bando sulla intelligenza artificiale per aiutare le imprese che stanno investendo in questo settore. Stiamo lavorando molto su dei bandi che aiutino l'inserimento di donne e giovani al lavoro e presto avremo una nuova dotazione in concorso con lo Stato proprio per aiutare ad aumentare l'occupazione femminile in azienda, con strumenti che si stanno rilevando efficaci e non molto costosi, decisamente più interessanti rispetto agli strumenti classici che usa lo Stato per collocare le persone. Alcuni dati, correggetemi se sbaglio, insomma ci sono oltre quasi 206.000 aziende complessivamente che aderiscono a Fondi Imprese, questo significa che ci sono oltre 5 milioni di lavoratori che in qualche modo vengono raggiunti da questi corsi che indubbiamente, dicevamo prima, sono un patrimonio. I lavoratori sono un patrimonio che si arricchisce sempre grazie alla formazione continua e speriamo che insomma, nei prossimi anni la specializzazione, perché quella è importante, quella è significativa, possa in qualche modo sostenere le imprese siciliane, ma le imprese italiane in genere, perché chiaramente senza le imprese insomma, arranchiamo un po' e siamo un po' in difficoltà. Grazie per essere stati con noi alla dottoressa Daniela Laporta, che è la presidente della sezione consulenza Confindustria Catania, grazie anche al dottore Amarildo Alzuffi, che è il direttore dell'area formazione Fondi Impresa. Ne abbiamo saputo qualcosa in più stamattina di cos'è Fondi Impresa e a che cosa servono queste risorse e come soprattutto si trovano queste risorse. Ci dobbiamo fermare, fra poco parleremo d'altro, parleremo di medicina, parleremo di cardiologia e insomma vi chiedo un po' di pazienza, qualche momento e poi saremo di nuovo insieme. Ben trovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di martedì transiterà una perturbazione che coinvolgerà gran parte del nostro territorio, non solo pioggia ma anche della neve sui settori alpini centro-occidentali. E dunque anche in Sicilia questa perturbazione porterà tempo instabile, con rovesci di pioggia piuttosto diffusi e persistenti. Attenzione soprattutto ai venti, questi soffieranno sostenuti sulle coste ma si faranno sentire anche nelle aree interne e le temperature massime saranno tutto sommato piacevoli. I valori più elevati si registreranno sulle zone costiere. Diamo uno sguardo adesso alla situazione per la giornata di mercoledì. Come possiamo notare avremo un miglioramento del tempo, dunque torneranno delle belle zone di sereno, una maggiore nuvolosità interesserà in mattinata il settore orientale. Temperature massime diurne senza particolari variazioni. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo. Eccoci, siamo qui in studio. Buongiorno al professore Corrado Tamburino. Sì. Fresco di nomina del presidente regionale della Società Italiana di Cardiologia, che è praticamente un riconoscimento importantissimo, professore. Diciamo, non è così importante, a essere sinceri, è un riconoscimento, però ha un grande valore, un grande prestigio, perché
perché esistono molte società di settore in ambito cardiologico, ma la Società Italiana di Cardiologia è la più antica e prestigiosa associazione dei cardiologi, essendo stata fondata nel 1956, quindi fa 70 anni ora, dal professore Luigi Condorelli, che è stato a Catania, è stato un guru della medicina interna e della cardiologia. Qual è la differenza di questa, della Società Italiana di Cardiologia rispetto alle altre, che hanno un grande prestigio anche esse? È quella di essere a vocazione universitaria. Quindi il compito principale di questa associazione, di questa società, è quello di rivolgersi soprattutto ai cardiologi in formazione, che sono migliaia in Italia, perché se pensate che ogni scuola di specialità in Sicilia ha circa fra 15 e 20 iscritti per 4 anni, a circa 80 persone, solo in Sicilia ci sono 250 medici in formazione costante, e quindi questa associazione, questa Società Italiana di Cardiologia è dedicata e rivolta, la sezione regionale, soprattutto a questa categoria di medici, dedicandosi alla loro formazione, dove la formazione non è quella nell'ambito medico, e questo spetta alle scuole di specialità, ma è una formazione nel contesto della vita di relazione. Quindi insegniamo ai giovani cardiologi come presentare un lavoro scientifico, come fare una relazione a un meeting, e quindi come confrontarsi col mondo culturale e col mondo esterno. Professore, la cardiologia è una delle branche, diciamo, importantissime della medicina. Purtroppo si sente ogni giorno che sono sempre problemi cardiaci, molte persone anche di età non avanzata soffrono di queste patologie, perché sono tante le patologie che investono la cardiologia. Dove sta andando la cardiologia di oggi? Allora, è una domanda interessantissima. La premessa è intanto che la prima causa di morte e malattia sono le malattie cardiovascolari, quindi più dei tumori, più delle malattie infettive. Quindi un italiano su 3 nell'arco della sua vita si ammala o muore per queste cause. Se si pensa solo all'ipertensione, in Italia ci sono più di 20 milioni di ipertesi, quindi questo fa capire il peso della branca. Seconda cosa, con l'aumento dell'età media i malati di cuore sono ammalati non solo di cuore, ma sono ammalati di rene, di fegato, di cervello, di polmoni, di tutto l'insieme di apparati che è causa o conseguenza o è associato alle malattie cardiovascolari. Terzo punto, la epidemiologia si sta spostando verso sempre età più avanzate, anche se ci sono molti individui giovani che si ammalano di malattie cardiovascolari, e quello che è importantissimo è che c'è una grossa mole di dati e di innovazione sia tecnologica e soprattutto medica. Io sono un interventista, opero le valvole, le coronarie, le strutture cardiache con i cateteri, quindi sono un fan di questo. Ho portato la mia scuola è una delle prime scuole in Italia e in Europa per questo tipo di patologie, ma oggi accanto a questa grossa branca c'è la branca del trattamento medico e cardiometabolico delle malattie cardiovascolari. L'Italia è la prima nazione al mondo che ha approvato e ha istituito il concetto che l'obesità è una malattia, e noi sappiamo quanto e quanti obesi ci siano nei popoli, nelle popolazioni evolute, e oggi esistono dei farmaci che agiscono sul metabolismo e sui recettori della fame, della sazietà, gli ormoni anche androgeni, gli ormoni della crescita. Gli endocrinologi sono maestri in questo. L'associazione delle varie sottobranche della cardiologia con la malattia cardiometabolica e con la medicina cardiometabolica sono, a mio avviso, il futuro per prevenire e combattere le malattie cardiovascolari. I farmaci che noi conosciamo, quelli famosi per l'obesità, di cui tutti penso oggi siano a conoscenza, che si fanno sottocute, oggi costituiscono un passo in avanti eccezionale e, a mio avviso, fanno parte del futuro del trattamento e della prevenzione delle malattie cardiovascolari. Professore, sulla base di quello che ci sta dicendo lei questa mattina, tornando alla formazione, che è importante a livello universitario, ma a livello anche post-universitario, con le scuole poi che
E direi che in questo momento è più che mai fondamentale. Assolutamente, è fondamentale questo abbinamento fra la formazione teorica, fra la formazione, fra virgolette, sociale, cioè l'interrelazione, la capacità di parlare in pubblico con scioltezza, esprimendo dei concetti complessi in maniera semplice, e quello che avviene sul campo, perché sul campo, secondo me, si impara poi ad essere medici, nel senso più stretto della parola. Da questo punto di vista, per quello che ci diceva lei, è importante che ci siano più professionisti che possano lavorare anche diciamo, relazionandosi in collaborazione, perché abbiamo detto prima, insomma, si nasconde dietro l'obesità un rischio di un certo tipo, con il diabete si hanno altri problemi, e allora è interdisciplinare. Assolutamente, oggi la interdisciplinarietà è fondamentale. Se io fossi re della Sicilia vorrei avere un reparto di cardiologia con accanto un reparto di malattie dell'apparato respiratorio, di malattie endocrino-metaboliche ed un reparto di nefrologia. Queste 3-4 branche costituiscono il nocciolo duro della gran parte delle malattie per le quali si muore. Quindi la presa in tempo in carico del paziente e la gestione collegiale sono alla base del successo della prevenzione e dell'allungamento della vita dei pazienti. E allora qui volevo arrivare, per chiudere, la prevenzione. Quando si deve cominciare a fare prevenzione, quali sono i segnali che ci inducono ad andare a fare la prevenzione? Il mio maestro, il professore Giuffrida, amava mostrare una diapositiva in cui c'era l'evoluzione della placca aterosclerotica e mostrava che sin dalla nascita inizia la formazione, l'invecchiamento, diciamo, del nostro corpo. C'è la crescita, ma c'è anche in parallelo l'invecchiamento e le arterie invecchiano. Quindi la prevenzione nasce in famiglia, quando si è bambini, briochine, Nutella, burro, fritti, suffritti, salumi e salati, come diceva mio papà, un altro grande maestro della cardiologia e della medicina interna, vanno evitati o comunque assunti in dose assolutamente ridotte. E la prevenzione è una costante che deve essere adottata lungo tutto l'arco della vita. Il fumo, l'obesità, la pressione, l'alimentazione con gli zuccheri, che sono da bandire sin dall'inizio. Fra i grassi e gli zuccheri preferisco eliminare prima gli zuccheri e ridurre i grassi, ma non eliminarli. Ma gli zuccheri vanno ridotti allo stretto necessario. Insomma, ci sta dando delle indicazioni in vista delle prossime feste che non sono proprio in linea, diciamo, da questo punto di vista. Per chiudere, e così la lasciamo ai suoi tanti impegni, 3 anni, 2026-2029, un triennio con la sua presidenza per la società italiana di cardiologia per quanto riguarda la regione siciliana, che saranno all'insegna, allora abbiamo detto di... Sono all'insegna della formazione dei giovani in ambito di ricerca scientifica e comunicazione scientifica, oltre alla presenza a livello istituzionale, dove non pretendiamo di essere dei decisori, ma degli organismi di consultazione, perché diciamo che tutto quello che noi formiamo all'università è quello che poi si troveranno tutti gli ospedali nei loro reparti, quindi sono medici che formiamo noi, quindi è importantissimo il ruolo di questa società e il nostro ruolo come educatori. Buon lavoro, in bocca al lupo. Grazie. Professore Tanti Corrado auguri. Tamburino, che è il nuovo presidente regionale della Società Italiana di Cardiologia. Facciamo una breve sosta e fra poco ci avviciniamo al Natale, allora parleremo delle iniziative per Natale, ma ci collegheremo con Palermo, dove c'è il nostro Marco Gullà. Restate con noi. E rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia. È il momento di parlare anche del Natale, delle iniziative in vista del prossimo Natale, del programma che il Comune di Palermo ha messo insieme per le prossime feste. Sarà un Natale diciamo di solidarietà, di inclusione, scelto dall'amministrazione. Per questo ci colleghiamo con Marco Gullà. Insieme a lui c'è un ospite diciamo importante, perché oltre ad essere il vice sindaco è anche l'assessore alla cultura, Giampiero Cannella. Buongiorno e bentrovati. Buongiorno. Buongiorno Angelo. Tra l'altro siamo alla GAM, insomma una delle icone poi della cultura qui a Palermo, assessore.
come dice il titolo, il Natale della pace a Palermo. Possiamo dire anche il Capodanno della pace, perché dopo anni, insomma, di eclissi, finalmente a Palermo comunque ci sono degli artisti importanti. L'anno scorso, quest'anno con Arise e The Colors, insomma, li state muovendo in maniera concreta proprio per regalare degli eventi di prestigio ai palermitani. Certo, da 3 anni a questa parte Palermo ha un concertone a Capodanno con artisti, io ricordo Gabbani, ricordo Elodie, ricordo l'anno scorso Biagio Antonacci, quest'anno Arise e The Colors, mentre altre città importanti d'Italia non festeggiano il Capodanno in piazza, Palermo continua a offrire ai concittadini, ai suoi cittadini, ai numerosi visitatori stranieri, uno spettacolo che è uno spettacolo fatto da artisti che vengono scelti anche sulla base della loro trasversalità rispetto ai generi, rispetto anche alle generazioni. Quindi siamo felici di poter offrire questo spettacolo il 31. Il 31 e non solo, perché appunto, come hanno titolato gli autori molto bene, il Natale della pace a Palermo. Ci saranno vari eventi, vari concerti, anche nelle zone rosse, dove in questo momento ovviamente ci sono, tra virgolette, non dei sigilli quasi virtuali, perché comunque la gente è libera di andare, però questi concerti probabilmente vanno a illuminare delle zone in cui in questo momento magari si pensa ad altro, Assessore. Sì, intanto abbiamo dato un titolo a questo Natale, a questa mini stagione natalizia. Il titolo è Palermo una storia di pace. Una storia di pace perché la storia di Palermo, millenaria, ultramillenaria, è una storia di coesistenza tra culture diverse, tra religioni diverse, una storia originalissima che si è stratificata appunto attraverso vari innesti, ed è una storia appunto di pace e di convivenza, e proprio per questo abbiamo voluto dare un segnale importante in tutte quelle zone a vigilanza rafforzata, le cosiddette zone rosse, le zone della Movida, che sono state teatro di eventi criminosi, con spettacoli ed eventi che vogliono anche indirizzare una fruizione diversa verso questi luoghi, che poi sono spesso i luoghi più iconici della città, sono i luoghi della storia della città, quindi una fruizione diversa con spettacoli ed eventi culturali che possano attrarre un pubblico appunto differenziato e sicuramente interessato ad assistere ad eventi culturali e a spettacoli. Oltretutto è un modo diverso anche per far abbracciare all'intera città di Palermo zone che magari non avrebbero visitato, non avrebbero in altro modo fruito. Angelo. Sì, volevo evidenziare come effettivamente sono 25 i quartieri in cui arriveranno queste vostre manifestazioni, come a voler dire che il Natale è di tutti e non appartiene soltanto ad un'area ristretta della città, il salotto buono, ma il fatto di coinvolgere proprio tutti significa che c'è veramente questa voglia di rendere tutti e portare tutti a usufruire, a godere di quello che poi è il periodo del Natale, che si faccia festa, che si faccia solidarietà, che ci sia un aiuto concreto per chi magari è in difficoltà in questo momento, perché è anche importante evidenziare come la festa del Natale è una festa di partecipazione e di sostegno a chi magari è meno fortunato. Esatto, abbiamo ipotizzato quindi non soltanto di concentrare le nostre attività sul centro storico e sul centro cittadino, che ovviamente è importante arricchire di contenuti e di eventi perché sono anche le zone più frequentate dai turisti, e come sapete sono numerosissimi i turisti che raggiungeranno Palermo in queste settimane, ma anche i cosiddetti quartieri periferici, i quartieri diciamo più complessi, quelli più distanti dal centro, che spesso non sono fortunati nel poter godere di attività in questo senso culturali o di spettacoli durante il resto dell'anno. Quindi il Natale arriva per tutti, diciamo, sembra uno slogan banale, ma è così,
e quindi abbiamo pensato di distribuire le nostre iniziative sull'intero territorio cittadino. Ci saranno anche concerti dopo il Capodanno, appunto ci sono una serie di concerti che poi andranno ovviamente a impreziosire un po' anche il mosaico di eventi che avete preparato. Quali? Sì, la stagione ovviamente culminerà, o meglio terminerà il 6 gennaio. Vado a ritroso, abbiamo coinvolto anche le fanfare e le bande militari, quindi il 6 gennaio sulla scalinata del Teatro Massimo concluderanno le iniziative i musicisti della fanfara dei Carabinieri. Le domeniche precedenti avremo la fanfara dell'Associazione d'Arma di Fanteria e la fanfara dei Bersaglieri, più una serie di altri concerti. Poco fa parlavamo di Lidia Schillaci, parlavamo anche di Natale a Palermo, una rassegna che è nata dall'iniziativa dei club service e del Conservatorio di Palermo, che da ormai oltre 10 anni realizza dei concerti molto belli e soprattutto frequentatissimi all'interno delle chiese e degli oratori più preziosi della città di Palermo. Angelo, se abbiamo un altro minuto, volevo fare un'altra domanda appunto all'assessore, ne approfittiamo che è qui, diciamo, andiamo anche, non fuori binario, però parliamo anche di un'altra situazione che purtroppo mesi addietro ha afflitto Palermo, insomma, malamovida, azioni, episodi ovviamente criminosi. Però dicevamo che ultimamente, grazie anche alle istituzioni delle zone rosse, sembra esserci insomma un calo di episodi, insomma, come possiamo definire, delinquenziali. Insomma, sicuramente qualcosa è successo in positivo grazie all'istituzione di queste zone rosse. Assolutamente sì, la malamovida è ormai purtroppo un fenomeno non palermitano, anzi Palermo per fortuna statisticamente è toccata in maniera meno evidente di altre grandi città. E però anche un solo episodio è grave che accada. Devo dire che le forze dell'ordine, le istituzioni hanno reagito con tempestività, e l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata, delle cosiddette zone rosse, certamente è un deterrente per chi raggiunge i luoghi della movida soltanto per fare casino, sostanzialmente, soltanto per o regolare conti magari maturati in altri ambienti, è successo nella storia di questa città anche recente, o per come dire, vivere in maniera assolutamente fuori legge e sregolata quella che poi in realtà dovrebbe essere un luogo e un momento di divertimento. Assessore, chiedo scusa Marco, una notazione, il fatto, lei diceva prima che Palermo continua a festeggiare il Capodanno in piazza, a differenza di altre città, e anche questa è una manifestazione, un modo per dire che Palermo è una città accogliente, che Palermo è una città sicura, mentre altri rinunciano a fare feste in piazza per il timore che possano accadere determinati fatti, diciamo, poco civili, mettiamola così. Sì, assolutamente. Noi non abbiamo alcun motivo, diciamo, di allarme, né in qualche modo suggerito o segnalato dalle forze dell'ordine, né nei precedenti. Cioè, a Palermo si sono festeggiati il 400° festino e il 401° con 400.000 persone a volta, sostanzialmente, una folla impressionante. I Capodanno in piazza che abbiamo festeggiato appunto negli anni precedenti non hanno fatto registrare un solo episodio anche lieve di violenza. I palermitani sono persone civili, i palermitani quando fruiscono di un evento, quando vanno a vedere un concerto o il festino, sono persone che sanno come comportarsi. Poi ovviamente ci sono gli incivili, ci sono i delinquenti, quelli non mancano da nessuna parte, però la gran parte dei miei concittadini sa come comportarsi. Grazie allora Marco, grazie a te, grazie al tuo ospite, grazie all'assessore alla cultura e anche vice sindaco di Palermo, Giampiero Cannella. In bocca al lupo per tutto quello che in questo momento state facendo per rendere più sicura e accogliente anche, passatemi questo termine, la città di Palermo. Ci dobbiamo fermare, ma pochi istanti appena, per vedere insieme
la sigla dell'oroscopo e poi sentiremo anche quelle che sono le indicazioni per oggi delle stelle. Vediamo e sentiamo allora tutto. Buongiorno ai 12, proprio nel giorno a lui dedicato Marte varca le soglie del segno del Capricorno. Cosa significa il pianeta della guerra nel segno della strategia? Scopriamolo insieme. Ariete. Per quanto tecnicamente sia una quadratura, Marte in Capricorno si esalta, quindi al massimo delle sue energie. Marte è il vostro pianeta, per cui oggi stabilirete che c'è una strategia da giocare e che vi porterà a un trionfo lavorativo che tanto avete desiderato. Toro, bellissimo trigono di Marte, finalmente un'energia calda, passionale, attiva, si procede e soprattutto si gode delle gioie dell'amore. Gemelli, Marte ha finalmente finito la sua dispettosa e urticante opposizione, per cui torna un cielo molto più sereno per i Gemelli. Certo, ancora ci sono Venere, Mercurio e Sole in opposizione che vi stancano non poco, ma almeno i piccoli incidenti di Marte vi sono risparmiati. Cancro, inizia l'opposizione di Marte, quindi cari Cancro, inizia un periodo un pochino bellicoso nel vostro cielo, dovete essere un pochino più pazienti e cercare di non essere così suscettibili come al solito. Leone, finito l'appoggio di Marte, quindi questo stupendo trigono per voi si legge in una maniera un pochino più defaticante. Ecco, adesso con Marte che non agisce più sui vostri gradi zodiacali vi sentite più liberi di esprimervi e di fare le cose con molta più calma, ma non amando certo meno. Vergine, ecco un bellissimo aiuto zodiacale per voi della Vergine. Marte è proprio quello che serviva per viscerare la passionalità che portate segretamente dentro di voi e per dare un'accelerata a tutto ciò che vi serviva accelerare. Periodo molto attivo e molto foriero di tante cose belle e interessanti. Bilancia, inizia una quadratura di Marte non semplice da gestire, proprio perché Marte quadrando al vostro cielo crea tutta una serie di tensioni che andranno un po' ridiscusse. Probabilmente la parola di qualcuno viene meno. Scorpione, per voi la Luna continua a essere ancora infastidita in quadratura, ma arriva Marte, che è un pianeta che vi riguarda da vicino, in esaltazione, quindi la comunicazione si farà intensa, passionale, seduttiva e soprattutto sbaglierete tutti con un piglio deciso e determinato. Sagittario, buone notizie per voi, per quanto Marte vi abbia dato forza ed energia, transita in Capricorno lasciandovi più liberi e più leggeri, meno bellicosi e meno nervosi, quindi da adesso è tutto un po' più semplice. Capricorno, per voi Marte entra nel vostro cielo e finalmente vi esaltate, siete i protagonisti della giornata. Questo è un passaggio planetario importantissimo, anche perché per più in là verrà accompagnato anche da Sole e Venere. Inizia per voi un dicembre meraviglioso e pieno di energia passionale intensa. Acquario, Marte si nasconde un po', quindi azzererete un po' le tensioni, vi sentirete più morbidi, rilassati, leggeri e a Dio piacendo anche innamorati. Pesci, nella vostra realtà zodiacale Marte ha finalmente terminato la quadratura e ben venga, perché ancora ci sono Mercurio, Venere e Sole da affrontare, ma uno di meno, e quindi tutto sembrerà più semplice, meno doloroso e meno urtante per la vostra profonda sensibilità. Bene, grazie. Allora, prima di tornare da Emanuela ai quotidiani, vi do una notizia che arriva dalla provincia di Messina. I carabinieri della compagnia di Santo Stefano di Camastra hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 54enne di Tortorici, già condannato in via definitiva per associazione di tipo mafiosa nell'ambito dell'operazione denominata Mare Nostrum. Poi ci sono altre accuse, è stato dunque
dunque quest'uomo arrestato e fermato. Emanuela, adesso da te vedo che c'è qualche notizia più leggera dai quotidiani rispetto a quello che abbiamo dato fino adesso come notizie dell'ultima ora. Sì, parliamo della cerimonia di apertura delle prossime Olimpiadi invernali Milano-Cortina, cerimonia che avverrà il 6 febbraio allo stadio di San Siro, e già spuntano i primi nomi delle grandi star che appunto accenderanno questi riflettori su questo appuntamento importantissimo dal punto di vista sportivo. E non solo, Mariah Carey, superstar, le 1000 luci di San Siro per l'apertura dei giochi. La regina degli anni 90 è la prima ospite annunciata per l'inaugurazione delle Olimpiadi invernali a Milano, ma si attendono anche conferme di Dua Lipa e Snoop Dogg, quindi grandi nomi veramente. Mariah Carey, insomma, non ha bisogno di presentazioni. Rappresenta forse la musica sicuramente immortale, ma di qualche anno fa. Dua Lipa è invece una pop star amatissima del momento, e poi appunto Snoop Dogg li vediamo in queste immagini. Presenterà lo show Matilda De Angelis, l'attrice italiana, è uno dei primi personaggi annunciati, sarà una delle voci narrative di questo spettacolo, incarnando il talento creativo italiano che dialoga con il mondo. Allora, vedremo. Abbiamo ancora tempo, Angelo? 30 secondi. Sì. 30 secondi, se riesco allora a trovare un'altra notizia, veloce. Eccoci qua. Prima eravamo su Repubblica, adesso andiamo sul Corriere della Sera. Fontana di Trevi a pagamento, per vederla ci sarà un ticket da 2 euro. L'ingresso dal 7 gennaio, ma resta gratis per i romani. Attesi dal comune 20 milioni di incassi. Bene. Allora, cerchiamo di promuovere allora le nostre piazze, le nostre opere, le nostre bellezze culturali e artistiche. Grazie Emanuela per essere stata con noi stamattina. Noi ci fermiamo, Buongiorno Sicilia torna domani come sempre alle 8, con voi ci sarà Roberta Lunghi. Auguro a tutti voi la buona giornata.